quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, un prima veloce occhiata dei siti, dei giornaloni, ci si sta già sbizzarrendo con l'allarme per il testo della nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America, pubblicato dalla Casa Bianca e firmato dal presidente Trump. Testo nel quale si mette nero su bianco il rischio che in Europa avvenga, di qui a non molto, la fine della civiltà europea, cioè il suicidio culturale dell'Europa. E questa cosa già adesso in diretta, figuratevi sui giornaloni di domani che avranno tempo di imbastirla bene, viene semplificata in un sintagma che la redazione unica ha già lì pronto, preconfezionato, e lo traduce immediatamente all'occorrenza, figuriamoci in questo caso, cioè Trump nemico dell'Europa, Trump abbandona l'Europa e via dicendo. Però se andiamo a leggere gli estratti significativi che stanno circolando e quello che sembra lo spirito di questo testo, guardate che è certo una critica, emerge una critica molto pesante all'attuale stato anzitutto culturale del continente europeo, ma analoga per esempio a quella che faceva Sir Roger Scruton, uno dei più grandi filosofi conservatori del secondo Novecento, quando parlava del rischio di oicofobia, cioè dell'odio di sé, dell'odio e la vergogna per la propria casa, anzitutto culturale e storica ovviamente, e lo tratteggiava come un rischio fondamentale dell'Occidente, anzitutto dell'Europa. È qualcosa di analogo a quello che diagnosticò nell'ultima grande stagione della sua avventura intellettuale Oriana Fallaci, quando prospettava il rischio che Europa diventasse Eurabia, e cioè che non solo negasse ma capovolgesse completamente le sue radici culturali e valoriali. Guardate che qualcosa di analogo, ovviamente mutato il personaggio, mutato il linguaggio, mutato anche l'impareggiabile livello culturale e metafisico, ma qualcosa di analogo lo diceva Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, quando paventava il rischio che il relativismo dominante e nichilista indebolisse progressivamente fino a spegnere lo spirito dell'Europa. Diceva che la crisi dell'Europa è anzitutto una crisi antropologica che riguarda l'uomo europeo, l'essere europeo e i suoi riferimenti. Joseph Ratzinger, cioè critiche radicali all'attuale assetto, diciamo, politico-culturale dell'Europa in nome delle ragioni stesse dell'Europa, critiche dettate dall'amore per quello che l'Europa rappresenta nella storia delle idee dell'uomo, non dall'odio. E beh, insomma, qualcosa del genere emerge, mutatis mutandis, dagli estratti sul nuovo documento di sicurezza nazionale firmato da Trump. Tra le altre cose, si legge quanto segue: le questioni più gravi che l'Europa deve affrontare includono le attività dell'Unione Europea e di altri organismi transnazionali che minano la libertà politica e la sovranità. Guardate che quello che diceva la signora Thatcher già alla fine degli anni '80, e cioè il leviatano europeo mina la libertà dei popoli europei. Proseguiamo dal documento: le politiche migratorie che stanno trasformando il continente e generando conflitti. Beh, ma chi può negare questo? Solo qualche barricato nella ZTL più esclusiva, nel senso che ormai è cronaca quotidiana, ma sono dati quotidiani. Ricordiamo un recente sondaggio in Francia, ci ha detto che la maggioranza dei musulmani francesi giovani di seconda generazione vogliono l'applicazione della Sharia in Francia, lo stato della laicità per eccellenza. E beh, questo non è la trasformazione di un continente? Andiamo avanti: la censura della libertà di parola. E beh, ma ragazzi, l'Unione Europea seriamente ha pensato e sta pensando tuttora di censurare i contenuti di alcune mega piattaforme della discussione pubblica contemporanea, X in testa, e cos'è quello se non attacco al free speech? Il crollo dei tassi di natalità e la perdita di identità e fiducia nazionali, che sono altri due elementi di cronaca. Ebbene, questo continua il documento americano: se le tendenze attuali continueranno, il continente sarà irriconoscibile in 20 anni o meno.
Sì, è quello che purtroppo ha profetizzato Michel Houellebecq. C'è il rischio che il continente europeo sia irriconoscibile. Dirlo non è essere nemici dell'Europa, è essere profondamente amici affezionati alla diversità dell'Europa nella storia dell'uomo. Continua il documento: non è dunque affatto certo che alcuni paesi europei manterranno economie e forze armate abbastanza solide da restare alleati affidabili. Ma tanto per essere chiari, questi sono gli estratti che non troverete secondo me sui giornaloni di domani. Vogliamo che l'Europa rimanga europea, altro che nemici dell'Europa, che ritrovi la fiducia nella propria civiltà e abbandoni l'attenzione fallimentare alla soffocante regolamentazione, quella follia iperburocratica, ipernormativistica del Leviatano che sta uccidendo le economie e anche lo sforzo creativo dei popoli europei. Il nostro obiettivo, sempre dal documento, è aiutare l'Europa a correggere la propria traiettoria attuale. Avremo bisogno di un'Europa forte per competere con successo e collaborare con noi nel prevenire che qualsiasi avversario domini il continente europeo. Cioè, in Europa, culla della civiltà occidentale, che ha una sua eccezionalità nel senso tecnico, cioè è diversa da tutto il resto nella storia umana, è a rischio nel suo continente d'elezione da cui è nata. Questo mette nero su bianco il nuovo documento della strategia americana. È a nostro giudizio un allarme fondato. Dirlo e riconoscerlo vuol dire essere amici, profondamente amici, anzi innamorati dell'Europa. O ci svegliamo ora o rischiamo di non svegliarci più. Grazie a tutti, a presto.